Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora Vladimir Putin ha senz'altro numerosi e sgradevoli difetti, sicuramente nessuno può dire gli difetti, l'acume nella lettura delle dinamiche, la sagacia tattica e nei suoi momenti migliori, tra virgolette, in senso tecnico, cioè di maggior lucidità, anche una certa visione strategica, che è una visione fondamentalmente da scacchista. Sulla mappa del grande gioco globale, Putin è un grande scacchista, approccia proprio la realtà con le griglie concettuali del giocatore di scacchi. Questo corrisponde anche a aneddoti sulla sua formazione, sulla sua biografia che molti autori che si sono occupati di lui ci hanno raccontato. Giocava a scacchi da piccolo, pare che per lui sia stata decisiva una partita a scacchi col nonno, ed è sicuramente un maestro nel gioco degli scacchi, che prevede pianificazione complessiva, che prevede avere una strategia a lungo termine, sapere sempre cosa succede 5, 6, 7, 10 mosse dopo quella che stai facendo al momento, avere la visuale di tutto il terreno di gioco, delle pedine avversarie, interpretare la controstrategia avversaria leggendola. Insomma, ha sicuramente nella sua guida tirannica, pluridecennale della Russia, mostrato questa visione da stratega degli scacchi. Però gli difetta qualcosa, e quello che gli difetta in questi giorni è sempre più palese, ha sempre più a che fare con quel che non capisce di Donald Trump. Mettiamo in fila il crescendo degli ultimi giorni di Trump, diciamo critico e teso anche a snidare Putin, e poi proviamo a capire cos'è che sta sfuggendo allo zar del Cremlino. Allora, già il giorno stesso dello storico faccia a faccia con Zelensky sotto la volta di San Pietro, Trump era stato molto chiaro. Non c'è motivo per cui Putin abbia dovuto lanciare missili su aree civili, città e paesi negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, mi sta solo prendendo in giro e deve essere trattato diversamente, forse con sanzioni secondarie. Troppe persone stanno morendo, 3 punti esclamativi. Dopodiché, il giorno successivo ha ribadito e ha esortato Putin a smettere di sparare e raggiungere un accordo. Voglio che smetta di sparare, si sieda e firmi l'accordo. Ha detto Trump sulla pista dell'aeroporto di Morristown, cioè si sieda e firmi l'accordo. Come dire, un ulteriore innalzamento dei toni rispetto all'uscita romana. E oggi, quando Putin ha annunciato la tregua, diciamo, dei 3 giorni per le celebrazioni relative alla vittoria nella seconda guerra mondiale, la Casa Bianca subito ha fatto sapere che Trump vuole un cessate il fuoco permanente, non un cessate il fuoco presa in giro, per usare le stesse parole di Trump, di 3 giorni. Ora, cosa a nostro giudizio Putin non sta capendo di Donald Trump, dell'interlocutore che ha di fronte, che è anche il leader della principale potenza mondiale? Non sta capendo che Donald Trump non è uno scacchista. Donald Trump però è un grande pokerista. Cioè, tende a giocare un altro gioco, in primis nella sua lunga carriera imprenditoriale, un gioco che ha a che fare con una buona fetta della mitologia americana. Pensiamo solo alla mitologia western attorno al poker. È un gioco che contempla altre regole, altre premesse a monte e un'altra visuale. Anzitutto, a differenza degli scacchi, gli scacchi sono un gioco a informazioni reciproche complete. Cioè l'avversario vede sempre la disposizione, scusate, il giocatore vede sempre la disposizione dell'avversario, è in grado di interpretarne le mosse, c'è una condivisione totale di informazioni. Il poker è un gioco a informazioni incomplete e spesso percepite in base a segnali soggettivi, atteggiamenti psicologici, linguaggio verbale e non verbale dell'avversario. È un gioco molto meno cartesiano, è un gioco che non richiede pianificazione, strategia serrata e metodica a lungo termine, ma che ha la sua chiave nella sparigliata. È un gioco dove chi
pensa che la posta in gioco si stia alzando, può anche fare un all-in, soprattutto se ha un buon bottino di fish, e Donald Trump siede sull'arsenale del Pentagono, che è il principale bottino di fish globale. È un gioco dove appunto un giocatore può condurre la partita in un modo fino all'ultima mano cambiare completamente spartito, perché reputa o che l'avversario sia in difficoltà o che stia adottando una strategia per lui dannosa, o perché sta bluffando, ma nel caso Putin avrebbe davvero voglia di andare a vedere il bluff di chi è seduto su quell'arsenale. Cioè, a nostro giudizio, Putin non sta capendo. Starà capendo che sta irritando Trump, perché lo capiamo noi nel nostro piccolo, l'avrà capito anche lui, ma non sta capendo che il gioco non è per forza il suo, le regole non le detta per forza per lui, la partita non si gioca per forza su una scacchiera, la partita può essere anche una grande partita di poker. E allora non c'è pokerista migliore di Donald Trump, e fossimo seduti al tavolo al posto di Putin, andremmo a firmare un accordo, e questo è uno dei motivi dell'irritazione di Trump, che implica dei risultati parziali, non definitivi, nel senso di non affini agli obiettivi che aveva in mente all'inizio, ma dei risultati che Putin può portare a casa e chiudere la partita. Diversamente rischia di andare all'ultima mano e vedere che il presidente degli Stati Uniti ha in mano un poker d'assi. Grazie a tutti.